Se vogliamo uscirne veramente fuori definitivamente, l'unica strada è quella di vaccinare il più grande numero possibile di persone al mondo, perché altrimenti sappiamo che se vacciniamo soltanto i paesi europei, i paesi ricchi, poi il virus cambia nel resto del mondo, come è successo adesso con la variante Omicron. Se circola troppo, il virus cambia e continua a mettere in crisi il sistema sanitario, l'economia e la socialità. L'obbligo vaccinale, secondo l'immunologa Antonella Viola, è la strada più giusta e coraggiosa da intraprendere. Se vogliamo tornare alle nostre vite, forse dobbiamo veramente cominciare a pensare a un obbligo, come è stato fatto una volta con il vaiolo. Necessario vaccinare anche i paesi più poveri per impedire che sviluppino nuove varianti più aggressive. Importante partire anche con la vaccinazione ai bambini più piccoli, si parla già ad inizio 2022. I vaccini sono sicuri, questo è il fatto, cioè noi non staremmo a discuterne se avessimo dei dubbi sulla sicurezza dei vaccini. Qui abbiamo un virus pericoloso e dei vaccini sicuri, per cui non c'è veramente nulla da discutere. Speriamo che presto ci sia l'approvazione anche per il vaccino per i bambini più piccoli, che sono tra l'altro quelli molto piccoli più a rischio. La terza dose di vaccino ci può garantire un Natale più sicuro. Dovremmo fare attenzione. Io ho fatto per esempio la terza dose prima di Natale, così come lo sto facendo fare ai miei genitori e a tutta quanta la famiglia, proprio per poter fare finalmente un Natale con i genitori, quindi non lasciarli da soli come l'anno scorso, ma invece stare tutti insieme. Io non farò entrare in casa mia ho amici e persino qualche parente Novax, ma non entrerà a casa mia a Natale perché voglio proteggere non solo la mia stessa salute, ma voglio proteggere quella dei miei genitori soprattutto. Ai Novax che manifestano, ecco cosa risponde. A chi manifesta devo dire che basta, che ci siamo stancati perché stanno veramente godendo delle libertà, no? Di uscire, di andare per strada a manifestare solo ed esclusivamente perché noi ci siamo vaccinati.